Alors on Stromae, Alors Mr. Santos. Die Welt da draußen ist kalt, es fehlt an Nächstenliebe, es fehlt an Geld, es fehlt an Zielen, es fehlt an Perspektive. Wie überlebe ich diese Krise ohne Miese auf dem Konto? Andiamo avanti in questa rassegna di bellezza, siamo al quinto casting della sesta edizione di Miss Topolini, cari amici e care amiche. Vi presento subito questa coloratissima, anche lei, aspirante Miss numero 58. 58. Oh, nome e cognome? Zoriana Vovceshen, Oh, di dove sei? Ucraina. Ucraina, bene, dove vivi? Qua a Trieste. A Trieste, bene, parlami un po' di Trieste, come la vedi come città? Ti piace? Ti piace il mare? O puoi anche dirmi dove vorresti abitare? Ma per ora sto qua, mi piace abbastanza, studio, ma non è che ho delle aspirazioni per dove abitare, cioè dove mi trovo bene. Metti radici. Sì, Bene, lei ha degli occhi davvero molto 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 belli. Io ti chiedo cosa fai nella vita, studi, lavori? studio all'università, il primo anno lingue. Vabbè, quindi sei al primo anno, insomma, una strada insomma difficile, impegnativa. Sì, abbastanza. Senti, io ti voglio fare una domanda così di routine, ecco. Se hai un sogno nel cassetto, se vuoi realizzarti nel lavoro o nell'amore? Nel lavoro. Nel lavoro, non ci ha pensato due volte, eh? Cosa vorresti fare? L'interprete. Ah, l'interno, quindi ho capito, quindi un lavoro difficile, ecco perché i tuoi studi, bene. Senti, così, domandina così, un po' golosona. Cosa ti piace mangiare? Tutto quasi. Wow, oh, finalmente una ragazza di buon appetito, insomma un bel piatto di fettuccine. Colla. A parte la cipolla, giustamente, senti però il tuo piatto preferito? Pasta con panna e salmone. Una bomba praticamente, però non direi, sei molto in forma, bene, in bocca al lupo, quella è la telecamera di Miss Topolini, per te anche l'opportunità di dire quello che vuoi. Saluto tutti quelli che conosco. Un bacio. In bocca al lupo. Crepi. Alors on danse Alors on danse Et là tu dis que c'est fini car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel alors